Nelle sale affrescate del Palazzo Comunale di Piazza del Duomo a Pistoia è in corso l'inaugurazione di una mostra dal titolo I luoghi del sentimento. Sono i luoghi del sentimento dell'artista pistoiese Margherita Biondi. È un'artista che noi seguiamo da tanti anni perché ovviamente non è giovanissima e quindi possiamo dirlo che da tanti anni ti seguiamo. Non lo dico, però questo è per sottolineare che è un artista che ha, al di là dell'età, che ha un curriculum molto lungo, un curriculum espositivo che oggi trova la sua esaltazione massima nella sua città, nell'essere ospitata in queste prestigiose sale affrescate. Non è un privilegio da tutti e quindi per un pistoiese specialmente arrivare ad esporre qui è un bel traguardo, ma per gli artisti i traguardi sono solo momenti di ripartenza e quindi da questa mostra poi della rinascita Margherita ci comunicherà poi le altre tappe della sua carriera. La mostra si inaugura il 15 settembre e si concluderà l'8 ottobre e sarà visitabile tutti i giorni dal martedì alla domenica dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18. Chi verrà a visitarla troverà in distribuzione gratuita una brochure all'interno della quale troverà un testo critico del dottor Jacopo Chiostri, che oggi ci ha seguito in questa trasferta pistoiese e che fra poco prenderà la parola. Nel tuo testo tu parli dell'autorevolezza, è un termine poco usato rispetto nei confronti degli artisti, l'autorevolezza con cui Margherita affronta la tela. Cosa volevi sottintendere con la parola autorevolezza? Cioè l'assoluta spigliatezza e possesso di quelli che sono i fondamentali della pittura, perché la sua è una pittura molto classica, pittura assolutamente classica, che però lei propone con la sua rivisitazione molto personale, perché questo titolo, come dicevi prima, sono i luoghi del sentimento, che è un titolo assolutamente azzeccato, perché ciascuno di questi quadri è una traduzione dei sentimenti, del suo io interiore, per cui non dobbiamo fermarsi a quello che vediamo, che è assolutamente riconoscibile, perché lei tratta i soggetti in maniera del tutto leggibile, quindi ci risultano familiari, però dietro c'è tutto quello che è il suo io, quindi è una trasposizione di sentimenti, di idee, di armonie, da pittrice esperta, da artista capace, da artista che conosce come si esplica la sua poetica. Lei ricrea l'armonia della natura, ma non con l'idea di poterla equiparare a quella che poi è l'armonia naturale che solamente la natura può dare, perché la maggior parte di questi quadri in fondo sono paesaggi. Lo fa dandoci questa idea di spontaneità, di leggerezza. Sono a tratti impressionisti, ma poi spesso volentieri statici. Si può dire che questa pittura trasuda anche di un approccio entusiasta nei confronti della natura. Noi per esempio in questa sala abbiamo alle spalle i quadri dell'inverno, che di solito è una delle stagioni che gli artisti raffigurano in maniera triste magari oppure più oscura, e invece qui c'è la gioiosità dei quadri delle altre sale dove sono raffigurati paesaggi in un contesto primaverile o estivo. Assolutamente, hai già detto tutto questo, è così perché questa sua poetica va a toccare il sentimento di quello che abbiamo d'intorno. Non sono le stagioni per esempio che possano in qualche modo cambiare la visione e il sentire dell'artista, quindi anche il paesaggio innevato trasmette serenità, perché poi questi suoi quadri fanno questo. Cioè anche energia, perché oltre la serenità c'è questa forza violenta di trasmettere un messaggio positivo. Sì, ma non sono infatti due cose in contraddizione, cioè c'è forza, ma una forza contenuta, ragionata, adoperata per dare questo. Ora se vogliamo entrare nel particolare di questi quadri, c'è dal punto di vista cromatico, dal punto di vista dell'armonia, dal punto di vista della composizione del quadro, è tutto assolutamente ragionato. Ed è la sua capacità, secondo me, maggiore, quella di far sembrare tutto molto naturale, mentre invece c'è dietro parecchio
lavoro, studio, organizzazione di tutto quello che noi vediamo questi quadri e immediatamente li sentiamo, li leggiamo facilmente, eccetera. Però non è un lavoro tanto semplice. Margherita, in questi quadri ci sono i tuoi luoghi del cuore, sì. c'è la montagna pistoiese, ma ci sono anche altre località che tu ami. Esatto, la Val di Nievole, insomma ci sono i luoghi che tu ami e tu attraverso la felicità che provi frequentando questi luoghi l'hai trasmessa a chi sta davanti al quadro. Sì. In maniera molto energetica, vigorosa, perché si vede che la tua è una pennellata forte che ha voglia di comunicare. Sì, ma anche molto leggera, come diceva Sì. Chioschi, mi piace la leggerezza, anche vedi la neve, quella lì per esempio è il titolo, Neve amica, perché per me la neve è un qualcosa di festoso, mai triste, come dicevi te. Certo. Del resto tutti i quadri miei hanno qualcosa di festoso, di allegro, perché è lo scopo della mia pittura, cioè quello di crearmi un mondo mio dove io sto bene, positivo, senza mai dipingere cose angoscianti, cose tristi, cose che non potrei dipingere. Dietro a questa tua sovrabbondanza rigogliosa, i campi di grano, i prati in fiore, anche la stessa neve che rallegra anziché intristire, c'è un messaggio spirituale. Tu credi molto nella natura, Beh sì, è chiaro che c'è, però che non c'è è e che ha un significato che sì, noi non è dobbiamo... che io proprio mentre dipingo penso a questo messaggio, devo essere sincera, no. Io amo molto il colore anche, quindi è anche questo dipingere cose allegre, positive, è anche una scusa per usare colori vivaci, colori che mi fanno bene, insomma, mi piace. L'impressione, vedendo i tuoi quadri, che mentre tu dipingi tu sia felice, appagata. Questo sì, anche quando non dipingo. Se io sto in una stanza dove ci sono i miei quadri, subito divento più felice perché ho trasmesso questa felicità mentre dipingevo e me la riprendo quando anche sto sola con i miei quadri, mi sento già molto bene, capisci? Poi ora il messaggio è quello, insomma, che mi piacerebbe che tutti potessero sentirsi così appagati, così sereni guardando i miei quadri, e molti me l'hanno detto. Dice: Margherita, avere in casa un quadro tuo ci fa sentire sereno, e quindi il messaggio è quello di trovare in questo mondo la serenità, la tranquillità, se è possibile, non lo so. Jacopo, davanti a noi c'è proprio un quadro notturno. Io visitando la mostra, ne ho visti altri 2 o 3. È la mia casa di montagna dove io sono vissuta per 20 anni. E questo è così perché proprio è un ricordo talmente forte per me, insomma. Quella casa dove la mia famiglia, vedi quelle luci accese, in un paese di montagna dove non c'era... La sera c'era il buio totale, no? Io volevo chiedere proprio questo, sono notturni solari, è una contraddizione totale, ma questa luna sembra quasi un sole che illumina questo borgo e si stenta a credere che sia un paesaggio di montagna, probabilmente anche invernale, che richiederebbe in una interpretazione tradizionale una visione più cupa. Qui invece anche i notturni hanno questa solarità. Sì, no, perché questa è un'altra caratteristica importante della sua pittura, cioè c'è tanta luce, però non c'è luce che lei ottiene con chiaroscuri, eccetera, cioè la ottiene con la coloristica, con i colori, i suoi colori sono colori luminosi, colori che danno luce. Volevo però aggiungere una cosa rispetto a quello che ha detto lei prima, cioè al fatto che questi suoi quadri trasmettano serenità e danno serenità a lei. A me ha colpito molto, fra ieri e ieri l'altro, che su un noto social lei ha pubblicato le fotografie della mostra, non c'erano ancora le persone, c'erano tutti i quadri, eccetera, perché è una cosa per promuovere la mostra, una cosa per far vedere i suoi quadri, ma io l'ho vissuta molto anche come lei che, ecco, le mie creature, le mie creazioni sono qui, quindi c'era proprio un discorso affettuoso che si leggeva in queste fotografie che lei ha provato. Almeno io questa è la sensazione
manifestazioni che ho avuto io. In effetti i miei quadri sono proprio, li tratto come le mie creature, come il gatto, come il cane, mi appartengono talmente che quando li do via, nonostante sia abituata per fortuna a venderne tanti, però ogni volta che mi separo da un mio quadro non sto bene, mi dispiace. Tu hai voluto intitolare questa mostra, come ha detto Jacopo, I luoghi del sentimento. Nella tua vita in generale, al di là dell'artista, il sentimento quanto conta? Più della razionalità? Ha sempre contato moltissimo, purtroppo però, perché sono sempre rimasta delusa poi dai sentimenti delle persone. Ora la pittura non ti ha mai tradito? Non mi ha mai deluso. Ora però, diciamo, da che sono più vecchia, mi sono liberata dire una cosa così, mi sono liberata, allora mi sento come dire, più portata verso tutti i sentimenti, a comunicare i sentimenti senza pudore anche. Sono migliorata, diciamo, in questo senso. Concludiamo il servizio dalle sale affrescate del Palazzo Comunale di Pistoia in Piazza del Duomo, dove è in corso, come ho detto in apertura del servizio, dal 15 settembre all'8 ottobre la mostra personale dell'artista pistoiese Margherita Biondi. Il titolo è I luoghi del sentimento, è visitabile con ingresso libero tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 11 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle 18.